Cresce la protesta a Gela contro il riordino della rete ospedaliera regionale. Pazienti oncologici, famiglie, associazioni denunciano il depotenziamento del Vittorio Emanuele e chiedono risposte immediate. Gera Italia. Una mobilitazione che parte dal basso, dai malati oncologici e dalle loro famiglie, fino a travolgere comitati e associazioni. A Gela la comunità si ribella contro la mannaia dei tagli alla sanità e la prospettiva di un ospedale sempre più svuotato. Il riordino ospedaliero della regione rischia di cancellare reparti e posti letto, lasciando il Vittorio Emanuele con appena 147 unità attive. Numeri giudicati drammatici, soprattutto in un territorio già classificato come sito di interesse nazionale per l'elevato impatto ambientale, dove i dati oncologici e diabetologici raccontano un'emergenza in crescita. Dall'associazione oncologica FARC è arrivato un dato inquietante. A giugno noi abbiamo già i numeri dell'intero 2024, quindi ci ritroviamo ad avere più pazienti in quest'anno con lo stesso numero di medici dell'anno scorso. In poche parole abbiamo il primario e 2 aiuti. Quindi a giugno è stato fatto anche un concorso per avere medici in supporto in oncologia, però essendo per la maggiore tutti tirocinanti specializzanti in oncologia, non avendo i posti letto attivato perché non abbiamo il personale, automaticamente è il cane che si morde la coda, quindi non possiamo attingere da questa graduatoria e poter portare gli specializzanti in oncologia come medici. Nell'aula consiliare del comune il confronto è acceso con il sindaco e la politica locale. In molti parlano di scelte contraddittorie. A Caltanissetta si attiva una nuova terapia intensiva neonatale, mentre quella promessa a Gela nel 2019 non è mai entrata in funzione. E la radioterapia potenziata nel capoluogo sottrae competenze al nosocomio gelese. La prossima settimana la Commissione Sanità dell'Arso dovrà esprimersi sul piano regionale. Intanto martedì una delegazione gelese sarà a Palermo per chiedere di essere ascoltata, ma il vero banco di prova arriverà giovedì, quando la città scenderà in piazza per gridare che la salute non può essere trattata come un capitolo di spesa. Firmato stamattina a Palazzo d'Orléans il contratto che avvia la procedura di realizzazione dei termovalorizzatori in Sicilia. Maglio Viola. Con la firma del contratto fra la Regione Siciliana e il raggruppamento temporaneo di imprese guidato da CRIU entra nel vivo la realizzazione dei termovalorizzatori siciliani. L'appalto del valore di quasi 22 milioni di euro riguarda la progettazione di fattibilità tecnico-economica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la redazione della relazione geologica e del piano economico-finanziario di massima. Per completare questa fase il raggruppamento di aziende vincitrici ha a disposizione 150 giorni di tempo. La fase successiva sarà quella che permetterà di mandare in gara la costruzione vera e propria, con avvio dei cantieri previsto nel settembre del 2026, il prossimo anno, e tempi di realizzazione di 18 mesi, dunque con consegna di opere finite nella primavera del 2028 e avvio degli impianti previsto nel giugno 2028. Gli impianti stessi sono 2, sorgeranno uno a Palermo e uno a Catania, costeranno complessivamente 800 milioni di euro con i fondi già stanziati all'interno dell'accordo di coesione siglato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e saranno interamente pubblici. I 2 impianti avranno una capacità complessiva di 600.000 tonnellate annue e produrranno una potenza energetica insieme di 50 megawatt. Saranno il punto nodale del piano rifiuti regionale, che prevede anche 31 impianti di compostaggio, 24 biodigestori, 16 piattaforme tutte pubbliche di selezione del recupero per la raffinazione che sostituiranno e miglioreranno i vecchi impianti TMB. La mia sensazione è che la gente comincia a crederci, perché si è parlato tanto tempo in passato, leggendo la letteratura dell'argomento, di questa iniziativa. Non dico che altri hanno fallito, però non è stato possibile farlo. Restiamo a Palermo in tema di rifiuti perché c'è il via libera della regione siciliana alla 7ª vasca bis della discarica di Bellolampo, finanziata con 15 milioni di fondi regionali. Questo provvedimento garantirà una capacità aggiuntiva di 1,5 milioni di tonnellate per lo smaltimento, garantito per altri 4 anni. Breve pausa alla pagina dello sport con il calcio, gli impegni di Palermo e Catania. Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Drammatica emergenza abitativa a Palermo, la storia di Loredana, vive in una casa fatiscente che presto dovrà lasciare, con mio figlio e il cane, non so dove andare. Bagni inagibili per un guasto alla fognatura, alla Rita Atria di Catania l'anno scolastico è iniziato con grandi disagi.
Caltanissetta, missione di morte fallita a Riesi, arrestate 4 persone con l'accusa di tentato omicidio di 2 fratelli. Ai domiciliari è finita una delle 2 vittime per detenzione di arma clandestina. Sbarca nelle aule di tribunale lo scontro politico sui contributi richiesti ai suoi assessori dall'ex sindaco di Avola, oggi deputato nazionale di Fratelli d'Italia. Luca Cannata è stato iscritto nel registro degli indagati. A Catania la scuola non è uno stabilimento balneare. Con una circolare il liceo Cutelli invita gli studenti a vestirsi in modo adeguato. In volo con il proprio cane, l'aeroporto di Catania accoglie l'iniziativa ENAC. Si potranno portare in cabina razze di peso superiore a 10 kg. Calcio, sfida di Coppa Italia oggi pomeriggio per il Palermo che al Friuli sfiderà l'Udinese. Chi passa il turno affronterà la Juventus agli ottavi. Serie C, mister Toscano confermato alla guida del Catania. Il contratto del tecnico prolungato fino a giugno del 2027. Vigilia di derby con il Trapani ancora con tanti assenti. Bentrovati, in apertura parliamo di emergenza abitativa. Giorni fa vi abbiamo documentato, vi abbiamo detto come sempre più famiglie in Sicilia hanno difficoltà a comprare o affittare casa. E poi ci sono persone come Loredana che a Palermo a breve sarà sfrattata assieme al figlio di 12 anni e rischia di andare a vivere in auto. Marco Gullà. Un sacchetto di plastica come protezione per evitare che pioggia e calcinacci possano cadere in camera da letto. È una delle tante istantanee dell'emergenza abitativa. Siamo a Palermo. I dati di qualche giorno fa resi noti dall'ANCI certificano che sempre più famiglie hanno difficoltà ad affittare o comprare casa. Come Loredana che vive in questa casa assieme al figlio e al cane, ormai parte integrante della famiglia. C'è uno sfratto in corso. Loredana non può permettersi un'altra casa. Le è stata proposta una casa famiglia, ma il cane non verrebbe accettato. Ovviamente ci cacceranno di casa, cioè so che potremmo dormire in macchina perché mio figlio non ce la farebbe allontanarsi dal suo cane, è un sostegno comunque psicologico. Nella casa di Loredana la cucina è all'interno del soggiorno, il bagno del vicino è praticamente confinante con la stanza del figlio. Sto facendo di tutto, quindi io ho chiesto una mano al comune perché devo ricominciare da zero. Dico momentaneamente, in attesa che si sistemi questa cosa con l'invalidità, il lavoro magari, e possa essere più libera economicamente, ho chiesto il loro supporto, non me lo hanno mai dato. Una situazione di grande emergenza abitativa. Non è solo responsabilità dell'amministrazione comunale, ma ci sono anche responsabilità che cadono a livello regionale, ma anche a livello nazionale, tagli di fondi. Bagni inagibili per un guasto alla fognatura. Alla Rita Atria di Catania l'anno scolastico è iniziato nel peggiore dei modi. Pesanti disagi per gli alunni ma anche per i loro genitori. La preside Tumminia dice che l'intervento rientra nel decreto Caivano ma non ci sono tempi certi. Tonino De Mana. Sì, l'abbiamo vista a passo svelto, perché? Il bambino deve fare la pipì. Questa mamma è stata chiamata per un bisogno fisiologico del figlio, alunno dell'istituto Rita Atria Plesso Gramignani nel quartiere catanese degli Angeli Custodi. Anno nuovo, vecchi problemi, con i bagni della scuola chiusi per un problema alla fognatura che si trascina da diversi mesi. Mattinata di tensione davanti alla scuola dove si sono radunati i genitori e nonni degli studenti. Signora, sono le 10:20 e cosa fa qui lei? Allora, io sono una dipendente statale, dovrei essere al lavoro, ma purtroppo essendo questo problema con una certa importanza, io sono qui perché ho la paura che il bambino possa aver bisogno di andare in bagno, quindi mi devo rendere reperibile. Si deve prendere una soluzione, il sindaco deve aggiustare questa scuola, se no si chiude. Servono soluzioni, come spiega il consigliere del primo municipio Buglio. La soluzione immediata è mandare l'espurgo ogni 10 o 15 giorni. A far chiarezza sul problema ci pensa direttamente il dirigente scolastico Tumminia. Noi siamo rientrati come plesso per questo intervento importante, per degli interventi sul cortile interno nel decreto Caivano. Non sappiamo quando cominceranno questi lavori, ma sappiamo che fino a quel momento periodicamente dovrà intervenire lo spurgo. Il problema sono i tempi e la burocrazia. Di certo l'anno scolastico non è iniziato nel migliore dei modi. A Riesi, nel Nisseno, 4 persone sono state arrestate con l'accusa di tentato omicidio nei confronti di 2 fratelli nel corso di un vero e proprio agguato in casa ed è finita ai domiciliari addirittura una delle 2 vittime per detenzione di arma clandestina.
Simona Mazzone. Si è fatta luce in pochi giorni sulla sparatoria avvenuta il 10 settembre scorso a Riesi nel Nisseno, dove in casa di due fratelli, Roberto e Oscar Prestifilippo, ci sarebbe stato un regolamento di conti legato al traffico di stupefacenti con un vero e proprio agguato. Misure di custodia cautelare in carcere sono state eseguite per lo stesso Roberto Prestifilippo, rimasto ferito da un colpo di pistola, e per i presunti rivali, la gelese Simona Maganuco, raggiunta a una spalla da un proiettile, e altri due, Carmelo Manuel Giorlando e Michael Giorlando. Ai domiciliari è finito Samuele Giorlando, che avrebbe fatto da palo all'esterno della casa. Maganuco e Giorlando, da quanto emerso, sono arrivati a Riesi armati di 2 pistole. I fratelli Prestifilippo invece avevano un fucile con matricola Brasa. I colpi sarebbero partiti durante una colluttazione. Le accuse per i 4 in carcere sono tentativo di omicidio e porto abusivo di armi, e solo per Prestifilippo detenzione di arma da fuoco clandestina. L'attività investigativa è scattata al momento dell'arrivo in ospedale, uno a Mazzarino e l'altra a Gela, di Roberto Prestifilippo e Simona Maganuco. Per gli investigatori la spedizione punitiva era finalizzata a uccidere Roberto Prestifilippo. I carabinieri hanno ricostruito l'intera dinamica dei fatti grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, che hanno ripreso Maganuco e Giorlando nell'abitazione dei fratelli riesini. Saranno celebrati domani mattina i funerali di Stefano Gaglio, il magazziniere ucciso dal cognato lo scorso 15 settembre a Palermo. La sua morte ha lasciato moglie e figli senza sostentamento, e i familiari lanciano adesso un appello all'amministrazione comunale perché la moglie di Gaglio possa trovare un'occupazione. Sbarca nelle aule di tribunale lo scontro politico sui contributi richiesti ai suoi assessori dall'ex sindaco di Avola, oggi deputato nazionale di Fratelli d'Italia. Luca Cannata è stato iscritto nel registro degli indagati. Maglio Viola. Appropriazione indebita e falsità ideologica. Finisce nel registro degli indagati l'ex sindaco di Avola Luca Cannata, oggi deputato nazionale di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Commissione Bilancio. La vicenda ha origine da un duro scontro di natura politica rispetto al quale adesso la magistratura dovrà verificare se esistano anche reati di tipo penale. Tutto nasce dalle denunce di un ex assessore del comune di Avola, Antonio Orlando, rilanciate nei mesi scorsi dai 2 ex esponenti della corrente di Cannata, ovvero l'altro ex assessore Luciano Bellomo e l'ex presidente del Consiglio Comunale Fabio Iacono, transitati come Orlando nelle fila di Forza Italia. Secondo quanto riferito dagli ex amministratori di Avola, l'allora sindaco Cannata tra il 2017 e il 2022 avrebbe chiesto di versare parte delle indennità nelle casse del partito locale. Si tratta di un importo fra i 250 e i 500 euro al mese. Il parlamentare nazionale di Fratelli d'Italia ha sempre negato le accuse di finanziamento illecito del partito, parlando invece di un contributo volontario da parte dei suoi assessori per le attività del suo gruppo politico, dall'organizzazione delle manifestazioni alle cene, dall'affitto dei locali all'acquisto dei defibrillatori. Al contrario, Cannata attacca, sostenendo che l'intera vicenda è soltanto un'operazione politica per screditarlo, ordita dai suoi ex amici che hanno lasciato partito e corrente. E adesso torna d'attualità la morte di Angelo Onorato. Per la procura di Palermo l'imprenditore si è suicidato e adesso spiega le motivazioni per cui chiede l'archiviazione del caso. Onorato era preoccupato per i tanti debiti, la sua azienda per oltre 1,5 milioni. La famiglia si oppone e chiede ancora di continuare ad indagare. Giusy Lazzara. A Palermo una morte che pesa ancora, quella di Angelo Onorato, l'architetto trovato soffocato da una fascetta di plastica il 25 maggio dell'anno scorso nella sua auto. La procura ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta che avvalora la tesi del suicidio. I giudici scrivono che risultava aggravato da una situazione debitoria significativa ed era consumato dalle preoccupazioni. Difficile anche, secondo la procura, la situazione dell'azienda fondata e poi ceduta che presentava esposizioni per 1,5 milioni di euro. Ma la moglie di Onorato, Francesca Donato, non ha mai creduto al suicidio e ha consegnato agli investigatori della squadra mobile una lettera manoscritta dal marito. Nel documento, scrivono i giudici, emergevano preoccupazioni per minacce esterne e turbamenti personali non ricollegabili a terze persone in quello che appariva come un congedo rivolto alla moglie. Anche le intercettazioni che hanno coinvolto familiari, collaboratori, professionisti e imprenditori legati alla vittima non hanno dato esiti. Si sono rivelate, dice la procura, prive di contenuti concretamente utili ai fini dell'individuazione di un possibile autore del delitto.
Adesso la parola passa al giudice per le indagini preliminari. Ci saranno 30 giorni di tempo per presentare le opposizioni dei legali che assistono la moglie di Onorato. Abbiamo notato dei particolari che ci inducono a ritenere che assolutamente univoco sia il fatto che Angelo Onorato sia stato ucciso. Allora ci chiediamo perché mai una persona che è solita guidare senza cintura, subito prima di suicidarsi se la allaccia attaccandolo addirittura alle sedile lato passeggero. Sulle fascette rinvenute attorno al collo e per terra, perché a quanto pare qualcuno che l'abbia utilizzata poi la perde, non vengono rinvenute impronte digitali né di Angelo né di terze persone. Rete ospedaliera in Sicilia, tra acque agitate per la protesta dei sindaci. Dal Nisseno e Palermitano un movimento di primi cittadini si muove per portare alla Regione le lamentele per il depotenziamento e distribuzione dei posti letto negli ospedali. Resta immutato il caso di Paternò, che guadagna 41 posti a discapito dei comuni del comprensorio. Roberta Lunghi. Acque agitate attorno al piano della nuova rete ospedaliera in Sicilia, protagonisti i sindaci, in particolare del Palermitano con Corleone in testa e Petralia con il sindaco che si rivolge al prefetto, per i quali la bozza effettiva che è stata votata nella conferenza permanente e che ha poi incassato l'apprezzamento della giunta regionale di governo il 12 settembre è diversa da quella che era stata presentata in precedenza durante il confronto con i sindaci. In marcia verso Palermo, laddove oggi è al lavoro la Commissione Sanità chiamata a esprimere un parere obbligatorio, anche i sindaci del Nisseno. I numeri della seconda bozza mostrano una leggera modifica di circa il 4% complessivo rispetto alla prima versione. Restano di base i temi della distribuzione dei posti, laddove a depotenziamenti di alcuni ospedali corrisponde il potenziamento di altri, spesso generando accuse da parte dei sindaci e opposizioni di un meccanismo clientelare. Un caso è quello del Catanese, dove Paternò guadagna nel complesso 41 posti letto a discapito di Bronte -30, Caltagirone -12 e Militello -14. Nel Ragusano 50 posti in più a Vittoria, 36 in meno a Scicli. A Siracusa in complesso 12 posti in meno per un taglio di 16 posti fra Avola e Lentini e un +4 assegnato all'Aspe di Siracusa, dove il sistema è incentrato intorno al nuovo ospedale che ancora non esiste. Ipotizzabile che dal lavoro odierno in Commissione Salute possano emergere solo delle raccomandazioni da tenere in considerazione per il ritorno in giunta del documento prima che sia il Ministero a dare il parere definitivo. Il dibattito sul dress code nelle scuole è tornato al centro dell'attenzione con l'introduzione di circolari che ridefiniscono le norme sull'abbigliamento per quanto riguarda gli studenti. Vietate canottiere, pantaloni corti, abiti succinti. La scuola non è uno stabilimento balneare, cita la circolare del Cutelli di Catania. Sentiamo Desiree Ferlito. È una ciabatta che fa dire questo è uno studente scarso, ma secondo me no. Sobrio, decoroso, consono, 3 aggettivi per definire come dovrebbe essere il dress code per sedersi tra i banchi di scuola. Secondo me la pancia di fuori è consona anche per andare a scuola, ovviamente non in modo esagerato. Si sta esagerando un po', più che altro perché si incomincia a scuola troppo presto e con tanti gradi. Ho caldo, quindi mi vesto così comunque. C'è chi esagera e chi viene veramente con le ciabatte, c'è chi viene con i pantaloncini, c'è chi viene con le magliette molto corte. Non ci sono climatizzazioni in classe, non ci sono condizionatori. Dopo il dépliant circolato all'Istituto Pugliatti di Taormina, che ha fatto molto discutere per le X sugli abiti banditi, altri istituti hanno sentito l'esigenza di rimarcare il concetto con una circolare. Al Cutelli di Catania si ricorda testualmente agli studenti che la scuola non è uno stabilimento balneare. Sia giusto che ci siano dei limiti perché comunque la scuola è un luogo istituzionale. Tutti abbiamo caldo, per carità, però si soffre, saranno i primi 10-15 giorni. Vietate minigonne, pance scoperte, tacchi, infradito, jeans strappati. Nel mirino dei bacchettoni finiscono quasi sempre le ragazze. Tantissime le scuole che vietano anche unghie troppo lunghe, capelli troppo colorati o trucchi pesanti. Non ha senso. Se non le faccio più corte non sono più intelligente. No, abiti succinti, ma perché qualcuno viene in abiti succinti? Vi risulta questa cosa? Sì. Contrario alle circolari sul dress code è il Codacons, per il quale si rischia di limitare la libertà degli studenti. È una questione di decenza, ribatte il presidente dei presidi di Roma, Mario Rusconi. La scuola è un luogo sacro. Veniamo tutti, maschi e femmine, gonne, top, ciabatte e calza lunga, calza lunghissima. Applauso!
Grazie ragazzi. Adesso una breve pausa e poi parleremo di un'altra novità, e cioè dei tipi di cane, delle razze, delle taglie che possono andare in volo, in aereo. A tra poco. Ad Agrigento il rifiuto diventa arte. Dal Tetra Pak nascono Pinocchio antimilitarista e 3 colonne dedicate al Tempio della Concordia, firmate da Edoardo Malagigi. Davide Sardo. Un Pinocchio gigante è un tempio fatto di cartoni. Agrigento si trasforma in palcoscenico internazionale grazie alle opere di Edoardo Malagigi, 2 installazioni monumentali già installate per Capitale Italiana della Cultura che uniscono arte, denuncia civile e sostenibilità. In piazza Marconi Endgame raffigura un Pinocchio alto 5 metri in plastica riciclata, tatuato di armi e simboli antimilitaristi. Un grido contro il commercio bellico e un omaggio a Danilo Dolci. Poco distante, nel refettorio dell'antico monastero di Santo Spirito, il tempio di Tetra Pak. 3 colonne ispirate al Tempio della Concordia, costruite interamente con cartoni di latte e succhi trasformati in sculture grazie alla stampa 3D. Questi elementi che si incastrano sono elementi che abbiamo dentro i nostri frigoriferi e che chiamiamo anche rifiuti, sono gli imballaggi di un prodotto. Un messaggio che l'artista porta avanti da oltre 50 anni con opere esposte nei più importanti contesti internazionali. Il ricordo delle stragi del 92, condiviso con gli studenti. Salvatore Lopresti, agente in scorta del giudice Borsellino, prova ancora dolore quando rivive quei giorni. Il nostro TG dice: Borsellino era una persona che si dava agli altri, un privilegio avere lavorato con lui. Sentiamo Francesco Aloi. Ritengo che chiunque nel 1992 abbia svolto un solo giorno presso il reparto scorte di Palermo sia un sopravvissuto, perché in quel periodo era una sorta di roulette russa. Nei suoi occhi si legge ancora il dolore vissuto 33 anni fa. Nonostante tutto ha deciso di restare nello stesso reparto della questura di Palermo. Salvatore Lopresti era uno degli agenti di scorta del giudice Borsellino, salvo per miracolo. Ricordo l'essere uomo, l'essere affettuoso, l'essere una persona che si dava agli altri, come ci guardava, come ci proteggeva. È stato un privilegio avere lavorato con lui in quella stagione. Ricordare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ma anche gli 8 agenti uccisi insieme a loro nelle stragi del 92. È l'obiettivo di questo docufilm, I ragazzi delle scorte, che gli studenti qui al Liceo Gargallo di Siracusa, come in ogni scuola, guardano con molto interesse. Giovani che all'epoca non erano nati. Io giro in parecchie scuole in tutta Italia e devo dirvi che in quei 55 minuti i ragazzi stanno davvero attenti. Il tritolo, le esplosioni, i morti non possono essere dimenticati e quando c'è da incontrare i ragazzi, Salvatore Lopresti risponde sempre presente. A partire da oggi cambiamenti in vista per chi viaggia in aereo con il proprio cane. Grazie a un'iniziativa ENAC, gli amici animali, anche quelli di peso superiore ai 10 kg, potranno viaggiare in cabina. Nuove regole accolte a Fontanarossa, tra i primi aeroporti favorevoli a questa novità, come ha testimoniato la security manager oggi a Buongiorno Sicilia. Simona Mazzone. Lontani dalle uscite di emergenza e dai passeggeri allergici al loro pelo. Basta seguire alcune regole e da oggi sarà possibile portare con sé in cabina e non più in stiva gli amici animali, grazie ad un'iniziativa ENAC recepita anche dall'aeroporto di Catania. Ed è già partito il primo volo ITA, la prima compagnia ad aver accolto la nuova linea guida. Anche i cani di grossa taglia del peso di un viaggiatore medio, 70-80 kg, potranno dunque sedersi comodamente accanto ai passeggeri, ma in trasportini omologati. Regole ben precise ai controlli di sicurezza. Adesso dovranno portare con sé anche una documentazione che attesti il microchip, le vaccinazioni fatte, l'antirabica eccetera eccetera e poi predisporsi nella maniera opportuna prima dei controlli. Una misura accolta con soddisfazione dai proprietari degli animali. Sono sempre stata frenata dal fatto di non poterlo portare con me, anche perché in stiva non starebbe, quindi sì, sicuramente è un'ottima cosa. Non sono
partita anche per questo, perché praticamente io per il mio cane è come se lasciassi un figlio nella stiva, non esiste. Qualcuno, seppure soddisfatto, non porterà comunque il proprio cane. Purtroppo lui è in una stazza abbastanza importante, quindi normalmente non lo porto mai in viaggio con me e non gli farei neanche comunque affrontare un viaggio in aereo. Non lo chiuderei in un trasportino per portarlo in aereo. E qualche contrario. No, non sono d'accordo. Perché? Potrebbero dare fastidio a qualcuno. Mentre loro, i protagonisti di questa storia, sembra che gradiscano. Tu sei d'accordo? Dopo il TG al centro della puntata di Sicilia 24 Focus ci sarà l'annunciata demolizione dei silos del porto di Catania, oggetto di un importante intervento di arte pubblica. Ospiti di Lorena Dolci, Giuseppe Stagnitta, ideatore dell'operazione, uno degli artisti che furono coinvolti, Vladi Art, e il consigliere comunale Orazio Grasso. In onda alle 14.30 e in streaming sul sito siciliaweb.it. I messaggi al 342 74 55 005. Adesso una pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio. Sfida di Coppa Italia oggi pomeriggio per il Palermo che al Friuli sfiderà l'Udinese. Chi passa il turno sfiderà la Juventus agli ottavi. Marco Gullà. Il teatro è quello del Friuli, uno stadio di Serie A. Di fronte c'è l'Udinese, in ballo c'è la Juventus. Il Palermo oggi pomeriggio torna in campo per affrontare i friulani nei 16esimi di Coppa Italia, una sfida affascinante e al contempo difficile, considerata la caratura di una squadra come l'Udinese che ha anche vinto a Milano contro l'Inter. Partita secca, chi vince passa. In caso di parità al 90esimo si andrà direttamente ai calci di rigore. Quando giochi contro una squadra di Serie A così forte devi fare la classica parità perfetta, però noi siamo consci delle nostre possibilità, penso che sia un jolly da giocarci, è chiaro che passando potremo andare a giocare allo Juventus Stadium, sarebbe bellissimo per noi, per la nostra gente. Daremo tutto noi stessi e speriamo di fare una grande partita. Sarà un Palermo diverso quello che oggi sfiderà l'Udinese, ampio turnover anche perché l'obiettivo è il campionato e sabato i rosanero giocheranno al Manuzzi contro il Cesena. Probabile formazione, in porta ci sarà spazio per il titolare Joronen, difesa con Pierozzi, Pede e Veroli, Giasi, Gomez, Blen e giovane a centrocampo, Leduaron e Vasic a supporto di Corona. Fischio d'inizio alle 18.30. Vigilia del turno infrasettimanale in Serie C con il derby tra Trapani e Catania. Alle porte al provinciale ci si attende una partita di alto livello tra due squadre attrezzate per stare nelle zone alte della classifica. Diversi gli assenti ancora tra i rossazzurri, ma la notizia del giorno è il rinnovo del contratto a mister Toscano. Francesco Triolo. Un segnale di fiducia, un messaggio che la strada è quella intrapresa e indietro non si torna. Il Catania ha prolungato il contratto all'allenatore Mimmo Toscano sino al 2027. Sono molto contento perché legarmi ancora al Catania è una cosa che mi fa enormemente piacere, però la cosa più importante sono raggiungere insieme gli obiettivi. Ma occorrerà cambiare, forse già da domani contro il Trapani, cambiare passo, atteggiamento, anche qualcosa tatticamente. Occorre farlo, anche se è difficile in così pochi giorni. Però il Catania cerca una scossa. La sconfitta di Cosenza e il pari col Sorrento, così come maturato, impongono di tentare qualcosa di diverso. Toscano, squalificato 2 turni dopo le proteste contro i campani, sta lavorando su più aspetti, quello di un cambio di modulo andando sul 3-5-2, mantenendo così il suo caposaldo della difesa a 3 e avanzando Cicerelli al fianco di Forte, oppure cambiare volte e giocare col 4-3-3, operazione che potrebbe essere fatta anche in corso di gara se Donnarumma e Casasola arretrassero il loro raggio d'azione sulla linea difensiva. Un Catania multiforme, insomma, per avere maggiore imprevedibilità e dare meno punti di riferimento agli avversari. Toscano deve fare i conti anche con gli infortunati. Nessuno dei 6 che ha saltato la partita di domenica potrà essere recuperato. L'unico con qualche possibilità sembra essere proprio Donnarumma, anche se è difficile rivederlo in campo dal primo minuto. In casa Trapani c'è molta attesa per il derby contro il Catania. I Granata, che ormai hanno recuperato la penalizzazione di 8 punti e che sono reduci al pareggio di Altamuro, dovranno fare a meno per l'infortunio del difensore Nicoli e dell'attaccante La Sorsa. L'allenatore Granata, Totò Aronico, in compenso recupera sia il difensore Negro che l'attaccante Fischnaller. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Buona giornata, buon pomeriggio.